quanto il concetto di Mussolini. Hitler aveva un'altra ideologia. Ci sono 3 partner principali importanti, pertanto l'associazione Storia, ISIC, l'associazione Isonzo, ma un gruppo anche di realtà che messi insieme formano 70 associazioni più i partner istituzionali, pertanto Regione, Camere di Commercio, Fondazione Carico. Ho fatto tutto questo preambolo per dire che cosa? È un progetto importante, è stata una sfida, la prima sfida l'abbiamo vinta. Perché? Perché è un progetto che ha messo insieme per la prima volta tantissime realtà, a dimostrazione che siamo un territorio che ha tanto da dire da un punto di vista storico e culturale. E diciamo che finora i fatti ci hanno dato ragione, perché è un progetto interessante, perché è work in progress. Di questi 120 eventi li stiamo sviluppando man mano e evento dopo evento lo vediamo, stanno portando in città degli ospiti prestigiosi, come avverrà questa mattina qui a Gorizia. Pertanto, considerato che stiamo lavorando su tanti fronti, ma che Gorizia rimane inequivocabilmente la città della cultura e della storia, è importante sottolinearlo nel centenario della Grande Guerra. Io adesso, portati i saluti, con piacere passo la parola a uno dei partner importanti di questo prestigioso progetto che, lo ricordo, abbiamo vinto un bando regionale, siamo arrivati primi, pertanto questo dimostra quanto era corposa l'offerta che sposavamo e presentavamo a tutto il territorio regionale. Passo la parola al cuore e l'anima dell'associazione Storia, Adriano Ossola. Grazie e buona domenica. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza da parte di Storia che qui rappresento. L'apparizione di Sergio Romano a Gorizia e sono state sempre più fitte tali apparizioni in questi anni nella nostra città, è sempre un momento di importante riflessione, quindi non voglio dilungarmi assolutamente. Mi preme però rimarcare il fatto che penso che questo incontro venga da molto lontano, allargando al massimo questo arco temporale, direi addirittura il 2005, l'anno della prima edizione di Storia, quando David Stevens, storico oxfordiano, presentò in anteprima a Gorizia un suo libro che poi è entrato nelle bibliografie di tutto il mondo riguardo la Prima Guerra Mondiale. Segno già allora che c'era un'apertura internazionale e che a questa città si è guardato da parte degli storici con particolare attenzione. Ciò è continuato nel corso del tempo e non ha fatto altro che arricchire la città in primis di attenzione e, diciamo anche senza falsa modestia, è Storia per l'orgoglio di aver dato vita a questo evento. L'incontro odierno si svolge, direi, in una cornice di massima sobrietà. Si parlerà della commemorazione, si parlerà della memoria dei 100 anni, si parlerà del futuro dell'Europa e della visione planetaria di Sergio Romano, ripeto, con sobrietà, ma è una sobrietà che a mio parere non toglie quel pizzico di solennità che c'è in questo momento, visto l'argomento di cui trattiamo. Grazie ancora per essere intervenuti. Prima di passare la parola al professor Meyer, io ci tengo, Adriano, a ringraziarti qui davanti a questa platea per dirti soltanto una cosa. Grazie a te la nostra città a livello culturale, grazie a Storia, ha un'importanza nazionale e internazionale. Pertanto, a prescindere dalla giornata di oggi, che è preziosa ed importante, io ti ringrazio per un semplice motivo. Grazie a te e al tuo gruppo, perché noi da soli, lo sappiamo, non andiamo mai da nessuna parte, ma grazie a te, alla tua associazione, al tuo gruppo, a quell'idea lungimirante e innovativa che hai avuto anni fa,
La nostra città viene percepita ormai in tutta Italia e anche oltre come una città legata a un importante momento storico. Pertanto io dico grazie per tutto il lavoro che fai durante l'anno, perché storia non dura solo quella settimana, tu ci lavori tutto l'anno e trovo giusto in questo momento, in questa giornata che poi vede la tua associazione importante per questo evento, ti volevo ringraziare per dirti grazie a te per quello che fai per tutto l'anno per costruire storia, per tutto a favore della nostra città. Grazie. Ringrazio l'assessore, non voglio fare il bastian contrario, però bisogna ringraziare, o almeno io colgo l'occasione per ringraziare. Tu prima hai parlato del cuore di storia, mi hai attribuito questa dicitura, tutti gli altri cuori, cioè i collaboratori che operano nel corso dell'anno, ma anche gli sponsor storici, dalla Fondazione Cassa di Risparmio alla Camera di Commercio, al Comune di Gorizia e alla Regione in primis, che accompagnano questo progetto. Quindi è una coralità di soggetti che è impegnata in quest'opera. Grazie di nuovo, grazie. Buona domenica. Bene, buongiorno a tutti. Solo due parole brevissime naturalmente, ma doverose, di ringraziamento agli organizzatori che già hanno parlato, e quindi naturalmente ad Estoria, nella persona di Adriano Ossola, e il Comune di Gorizia, qui rappresentato dall'assessore Oretti, che è il capofila per l'appunto di questo grande progetto che è Gorizia 1918-2018. E per me è un onore, lo dico con estrema chiarezza e franchezza, essere qui a dialogare con un ospite che non ha bisogno di essere presentato, perché tutti noi conosciamo naturalmente l'ambasciatore Sergio Romano per una vita vissuta nella diplomazia italiana, ma poi direi in maniera quasi ancora più evidente e vistosa, se mi permette l'ambasciatore, come illustre studioso di storia, di politica, di conoscenza del nostro tempo. Io dico naturalmente alcune cose introduttive riguardo al senso di questo nostro incontro, rifacendomi sicuramente a una parola che considero chiave, detta già da Adriano Ossola, che è sobrietà. Riflettevo in questi giorni sull'incontro e mi ponevo naturalmente il problema che, senza adesso incatenarci a una data precisa di riferimento, se un evento di questo tipo fosse avvenuto molto tempo fa, lasciatemi il molto tempo fa, sarebbe stato ritenuto un evento di celebrazione, un evento di festeggiamento di una vittoria. Perché no? L'Italia indubbiamente ha vinto il primo conflitto mondiale, non mi pare sia qui in discussione, altri lo hanno perso, non entro nei dettagli. Direi che il dio Cronos, che è crudele ma è potentissimo, alla fine fa sempre giustizia, e a 100 anni di distanza, quali siamo adesso noi, parlare di grandi soddisfazioni da vittoria, francamente, ecco, lascia tutti coloro abbiano una certa onestà intellettuale quantomeno perplessi, perché si tratta comunque di ricordare eventi dolorosi e tragici, ma che vanno ricordati perché comunque hanno segnato profondamente la realtà umana. Se noi oggi siamo come siamo, lo siamo in parte anche per gli eventi della prima guerra mondiale.
I giorni sono quelli giusti perché anche qui ripercorrevo in questi giorni con la mente, non c'è nulla ovviamente di casuale. Come fra 2 giorni, il 30 di ottobre del 18, si arrendono gli ottomani all'intesa, il 4 novembre Sacro, lo sappiamo, cede l'impero asburgico, l'11 novembre l'atto forse più rilevante sotto il profilo militare viene alla resa il Reich tedesco, che è forse il passo naturalmente più significativo per quanto riguarda la fine della guerra. E tra l'altro, a questo mi assumo la responsabilità, ma non è una battuta fuori posto, oggi non siamo certo qui a ricordare l'andata al potere del governo fascista, però scusatemi, oggi è anche il 96esimo anniversario dell'andata al potere, marcia su Roma, del governo Mussolini, che non va naturalmente festeggiata, scusatemi la banale precisazione, però sicuramente c'entra con questi discorsi, perché indubbiamente il fascismo, non lo scopro certo io, mi viene in mente un grande assertore di ciò, il noto storico tedesco Afflerbach, è una proiezione anche dei risultati della prima guerra mondiale, quindi per puro caso, perché qui non c'è nessun nesso, c'entra anche l'andata al potere del fascismo. Dicevo, nessuna celebrazione trionfalistica, ma ricordo doveroso, non tanto per evitare, come lo sento ripetere troppo, io vi dico onestamente non mi va giù, per evitare gli errori del passato, magari si evitassero gli errori del passato perché uno accoglie che gli uomini hanno sbagliato delle cose. Quando ci sarà il momento, le scelte politiche più sciagurate verranno sempre fatte a prescindere dagli errori del passato. Fosse bastato il genocidio degli armeni, il genocidio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, i disastri del Ruanda negli anni 90 per far capire agli uomini che non bisogna fare genocidi. Ne sarei felicissimo, ma temo che purtroppo non sia così. Quindi non è questione di storia maestra, discorso molto opinabile, ma è un discorso di presa di coscienza di cosa siamo e da dove deriviamo. E inoltre, non ultimo, permettetemelo, è doveroso ricordare chi ha dato la vita travolto da eventi più grandi dei singoli in quantità disumane durante quella guerra, e l'onore proprio della memoria di costoro che hanno fatto il loro dovere, che sono caduti, travolti, ripeto, da cose esagerate per la comprensione del singolo, deve essere assolutamente mantenuto vivo, è credo un obbligo morale per ciascuno di noi. E teniamo presente che in quella guerra, ebbi modo di dare un'occhiata anche proprio numerica ai fenomeni, praticamente si sono azzerate delle classi anagrafiche di gioventù del tempo. Io ebbi modo in particolare di vedere delle carte inglesi, gli inglesi ci misero un tributo mostruoso per far reggere la Francia, lo sappiamo. Ecco, le classi degli anni 90 di molti paesi del Regno Unito non esistono più. L'anagrafe non aveva più soggetti iscritti, ovviamente degli anni 90 dell'Ottocento, perché basta fare due veloci conti. Quella guerra ha portato sicuramente dei vincitori, ma molte sconfitte un po' per tutti. Io qui le elencherò, che non voglio certo dilungarmi, ho già parlato forse troppo. Possiamo ricordare che è finita un'epoca di sviluppo e di civile convivenza. L'Europa pre-14 era un'Europa che cresceva e nella quale si viveva bene, nella quale esistevano dei modelli di civile convivenza fra le potenze di allora, per cui pur litigando ma non si mirava alla distruzione completa dell'interlocutore, e questo modello viene spazzato via dalla guerra. L'aspetto umano l'ho già citato e non ci torno sopra, un letterale bagno di sangue, anche perché per la prima volta si scontrano metodi di conduzione della guerra assolutamente arretrati con armi di una capacità distruttiva sconosciuta, che probabilmente sorprende anche le elite militari, almeno in una prima fase della guerra. La pace fallita sarà una base della seconda guerra mondiale, e
lo chiederò naturalmente all'ambasciatore, ma la prima grande crisi economica, diciamo, studiata, ecco, la crisi del 29 sicuramente affonda le sue radici nella guerra. Nascono le dittature, signori, è la base, l'humus delle dittature, a partire da quella sovietica, la rivoluzione russa, di cui ci dirà poi, visto anche il libro che ha appena realizzato l'ambasciatore romano, ma i cosiddetti fascismi, il fascismo italiano in una prospettiva più lunga, perché la Germania aveva le mani legate, almeno in una prima fase, e il nazionalsocialismo tedesco. Sono tutti figli della prima guerra mondiale. E non è gusto di dare un quadro di sfascio completo, ma teniamo presente che questo suicidio dell'Europa, poi rafforzato dal suicidio del 39-45, completato dal disastro del 39-45, avrà anche l'effetto, a mio dire abbastanza deplorevole, di togliere l'Europa dal centro della scena mondiale. Il nostro complesso eurocentrico, che noi magari fatichiamo a schiodarci di dosso, ma che non ha più motivo di essere, viene progressivamente a sparire proprio con le due guerre mondiali. Finiamo sotto tutela degli Stati Uniti d'America, una visione un po' dura ma credo piuttosto sostenibile, visto considerato di cosa siamo in grado di fare da soli. Non è un grande quadro e quindi la sobrietà auspicata da Adriano Ossola credo venga facilmente accontentata da questi presupposti. Scusatemi, mi sono dilungato anche troppo, necessariamente e ripeto, per me un grande onore mi rivolgo a Sergio Romano e gli devo fare una domanda che, pur essendo noi al centenario della fine, deve ripercorrere un attimo alcuni presupposti fondamentali precedenti. Ambasciatore, perché quell'Europa sostanzialmente costruttiva e sviluppata del 14 cade nel disastro della crisi del luglio del 14 stesso? Grazie. Le ragioni politiche e diplomatiche, forse le meno importanti, sono ormai note a tutti. Grazie. Sono ormai note a tutti. L'impero austro-ungarico cominciava ad avvertire segnali di pericolo per la propria esistenza e l'assassinio dell'arciduca a Sarajevo ebbe l'effetto di creare a Vienna il sentimento di una catastrofe imminente alla quale bisognava reagire nel modo più energico possibile. La reazione vi fu e a partire da quel momento abbiamo assistito a una sorta di partecipazione meccanica al conflitto. La Germania non poteva mancare agli impegni che aveva assunto nei confronti dell'Austria, la Russia non poteva mancare agli impegni intellettuali, morali, religiosi che aveva con la penisola balcanica. Altri paesi dovettero entrare perché avevano stretto patti di alleanza con i primi protagonisti della guerra, insomma finimmo in un conflitto che poteva essere evitato. Credo tuttavia che occorre cercare di ricostruire quale fosse il clima morale e intellettuale del conflitto nelle generazioni precedenti. Prima di tutto il professor Meyer ha perfettamente ragione, l'Europa viveva molto bene e, aggiungo, cresceva economicamente. Quella fase storica tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento può essere definita la fase della prima globalizzazione. Si viaggiava senza avere bisogno del passaporto, il volume dei traffici, degli scambi commerciali era considerevolmente aumentato, gli oceani erano attraversati da navi di flotte mercantili che collegavano i continenti l'uno all'altro e tutto sembrava andare per il meglio. Eppure c'era un certo malessere forse limitato alle sfere degli intellettuali, ma gli intellettuali ebbero delle grandi responsabilità nello scoppio della Grande Guerra, perché vi era da qualche tempo il sentimento che la democrazia rappresentativa costruita nel corso dell'Ottocento in quasi tutti i maggiori paesi europei, stesse
stesse per dare risultati molto negativi. Vi erano stati dei grandi scandali, lo scandalo del canale di Suez, lo scandalo della Banca di Roma, della Banca Romana in Italia, e in Francia anche uno scandalo molto vergognoso, molto volgare. Il governo vendeva decorazioni, le decorazioni che avrebbero dovuto premiare il merito di un cittadino erano diventate semplicemente uno strumento di potere, e questo aveva creato malessere. Vi era nella società il sentimento che le cose, nonostante i buoni risultati dell'economia, non andassero bene. E allora noi abbiamo constatato che la guerra, quando scoppiò, fu accolta con entusiasmo. Uno degli aspetti più paradossali fu l'entusiasmo con cui la guerra fu accolta, soprattutto dagli intellettuali. Molti partirono volontari, quasi tutti i membri delle avanguardie, e quel periodo è il periodo delle grandi avanguardie intellettuali europee, quasi tutti sono guerrafondai o bellicisti, desiderosi di combattere a tutti i costi. Questo non accadeva soltanto in Italia, in Francia, accadeva anche in Russia. Majakovskij, per esempio. Insomma, vi era questa diffusa malessere che si era tradotto in un desiderio di guerra. Non per nulla un futurista, Marinetti, disse, ma non lo aveva detto lui per primo, che la guerra è la grande igiene del mondo. In altre parole, dalla guerra ci si aspettava un mondo migliore, un mondo risanato e ripulito. E poi tutti erano convinti che la guerra sarebbe durata poco. E questo è molto importante. Se non vi fosse stata la convinzione diffusa che la guerra sarebbe stata breve, molto probabilmente vi sarebbero stati tentativi di soluzione diplomatica dei conflitti. E invece no, la guerra è durata molto, e allora dovremmo chiederci perché questa guerra, che tutti consideravano breve, è durata 4 anni per alcuni, 3 per altri. Beh, io credo che le ragioni siano numerose. Prima di tutto, noi parliamo sempre di una guerra, di una grande guerra mondiale. In realtà questa è la guerra delle guerre, perché ciascuno dei componenti faceva la sua guerra, ogni paese aveva un obiettivo da raggiungere. Noi facevamo la guerra all'Austria per il dominio dell'Adriatico, l'Austria faceva la guerra alla Russia perché i Balcani gli appartenevano o riteneva che gli dovessero appartenere in qualche modo. La Turchia aveva paura della Russia perché la Russia desiderava conquistare gli stretti. La Germania era in guerra con la Gran Bretagna perché i due paesi si sfidavano per il dominio dell'oceano. La Francia è in guerra per la Germania per riscattare la sconfitta del 1871. Insomma, ogni paese aveva la sua guerra, e naturalmente i tentativi di pace, che pure vennero fatti nel corso del conflitto, qualche volta sponsorizzati da uomini di Stato o addirittura dal pontefice, si scontravano sempre con il fatto che almeno 1 o 2 o 3 dei paesi che erano in guerra non aveva ancora raggiunto il proprio obiettivo, e temeva che la pace in quel momento lo avrebbe privato di ciò che desiderava maggiormente. Quindi, e poi giustamente il professor Meyer ci ha ricordato che quello fu un periodo di grande rinnovamento del materiale militare, diciamo così. Furono inventate armi nuove, la scienza e la tecnica per la prima volta ebbero un impatto decisivo sull'evoluzione del conflitto. Non dimenticate che i carri armati scesero al campo di battaglia dopo 2 o 3 anni di guerra. La guerra divenne anche guerra dei cieli, perché gli aerei che erano stati utilizzati sì in un conflitto precedente della guerra italo-turca del 1911, ma su scala molto modesta, vennero invece ora utilizzati su scala molto più significativa. E poi i gas, che pur sempre rappresentavano un'innovazione chimica. Insomma, questo
queste nuove armi ebbero l'effetto paradossale non di accorciare la guerra, ma di allungarla. Tutti pensavano che quest'arma sarebbe stata decisiva, risolutiva, la nuova arma, l'ultima arma sul mercato sarebbe stata risolutiva, e invece questo numero delle nuove armi creava sempre l'attesa per l'arma definitiva, che in realtà poi non ci fu, ma bastò a rendere il conflitto sempre più lungo. Quindi a un certo punto si arrivò stremati al conflitto. Ne parlavamo prima, parlavamo delle vittorie italiane. Vittorio Veneto fu una bella battaglia, di cui il paese può andare orgoglioso anche senza essere, come dire, farneticamente nazionalista come è stato in passato in qualche caso. Però attenzione, combattemmo per fortuna contro un paese il cui esercito era totalmente stremato. Alla battaglia di Vittorio Veneto gli austriaci stavano morendo di fame, e la ragione per cui la Germania cedette non fu la sconfitta militare, non ci fu una battaglia militare decisiva per la sconfitta della Germania. Vi ricordo che quando la Germania dovette cedere l'11 novembre e firmare l'armistizio, nessun paese nemico aveva messo i piedi sul territorio nazionale tedesco. Non così si poteva dire degli altri. La Gran Bretagna, grazie a quello, era stata salvata dalla Manica, ma tutti eravamo stati in qualche modo occupati per un certo periodo o ci eravamo liberati in altri periodi. La Germania non ebbe l'onta dell'occupazione, e tra l'altro questa è una delle ragioni per cui nel periodo non immediatamente successivo, ma negli anni successivi, la Germania coltivò il sentimento del riscatto, della rivalsa, e soprattutto vide l'occupazione militare, ci fu un'occupazione militare dopo l'armistizio, vide l'occupazione militare come una vergogna immeritata. E il fatto che nell'occupazione militare vi fossero contingenti francesi con truppe di colore rese la Germania ancora più ferocemente inviperita, per così dire, da quello che stava accadendo. Quindi abbiamo finito per pagare non tanto gli errori, per carità gli errori in politica e diplomazia sono frequenti e comuni, no, un errore di distrazione. Finimmo nel conflitto quasi per distrazione, senza renderci conto di quello che stavamo facendo. Grazie ambasciatore, ricordo il bel libro I Sonnambuli, che sull'entrata in guerra appunto nel 14, no? L'Europa che quasi come dei sonnambuli finisce, e un po' per distrazione o nell'incoscienza del sonnambulo si lascia trascinare da un insieme di circostanze in qualcosa di terribile che cambierà in modo perentorio i nostri destini. L'ambasciatore ha già detto un concetto terribilmente importante, che è la mancata sconfitta militare della Germania. La Germania non fu sconfitta militarmente, ma sarà trattata alle trattative di pace come paese assolutamente debellato. Teniamo presente che l'armistizio, appunto più volte ormai citato, dell'11 di novembre viene accettato dai tedeschi, che sicuramente sono strangolati sotto un profilo economico dal blocco navale dell'intesa e dall'impossibilità di ricevere rifornimenti liberamente dal resto del mondo, cosa che invece le potenze dell'intesa sono in grado di fare. La Germania accetta quell'armistizio perché valuta che l'offerta del presidente Wilson, i famosi 14 punti del gennaio, poi integrati leggermente nel febbraio del 18, che sono stati avanzati dal presidente americano appena entrato in guerra con gli Stati Uniti, come base di pace per tutti significa non solo per la Germania, il governo di Berlino, nel quale in maniera, purtroppo sono tempi duri e quindi abbastanza grottesca, i militari nell'ultima fase cercano di ridare pieno potere ai politici per portare il meno possibile il peso
della evidente ormai chiara sconfitta, quindi il governo nuovamente politico di Berlino, mentre prima si poteva parlare di un governo sicuramente di impostazione militare o militarista, che dir si voglia. Ecco, i tedeschi accettano perché quei 14 punti sono qualcosa di assolutamente corretto. Se uno va ormai con i potenti strumenti, digita 14 punti, vede che si tratta di ragionevolissime clausole di civile convivenza, tese a realizzare una pace giusta, cito il Presidente degli Stati Uniti, Wilson, una pace giusta, addirittura lui usa il concetto senza vincitori né vinti, che vabbè, qua andiamo forse un po' sull'onirico, però comunque questo grande realista visionario che era il Presidente, non idealista, cito un grande storico degli Stati Uniti come Tiziano Bonazzi, questo realista visionario pensa a una pace senza vincitori né vinti. Non è certo l'idea dei francesi, che certo hanno pagato la guerra più degli americani, siamo d'accordo, sì, non in termini economici, in termini di vite umane, di distruzioni e di quant'altro. E quindi lì si consuma un tragico misunderstanding, ma veramente tragico. I tedeschi pensano a un possibile loro trattamento che non sarà da vincitori, questo lo sanno benissimo, ma nemmeno però da vinti umiliati, quando evidentemente gli altri hanno delle idee diverse, e già lo introduceva l'ambasciatore romano. Se voi andate a vedervi le carte della conferenza di Yalta nel 1945, un punto fondamentale è far capire alla Germania che ha veramente perso la guerra, proprio l'ha persa, che non si poteva perderla di più, perché si è memori evidentemente di quanto la Germania non potesse essere conscia di avere perso la guerra nel 1918 e 19. Ma qui si consuma veramente una tragedia, non è solo un discorso di giochi politici, e ripasso naturalmente la parola all'ambasciatore, perché i negoziati dei primi mesi del 19 a Parigi riducono la Germania ad un paese frustrato e umiliato. Grazie ambasciatore. Sì, devo dire che i francesi furono certamente tenacemente, come dire, ingordi, ma ne avevano anche le ragioni. E non dimentichiamo che stiamo parlando di una grande democrazia. Gli uomini che avevano governato la Francia erano veramente in grado di dire ai loro cittadini che, nonostante tutti i sacrifici, il desiderio e l'importanza della pace, giustificavano un sacrificio a ciò che si aveva promesso. Insomma, le democrazie a quel punto funzionavano nel senso della punizione, le democrazie dei vincitori naturalmente. Aggiungo che la Germania non perdette sul terreno, ma fu costretta a chiedere l'armistizio anche per un'altra ragione, che non era soltanto quella della fame, ma perché il clima sociale era diventato assolutamente rovente. Non dimentichiamo che un anno prima a Pietrogrado era scoppiata una rivoluzione, che nello stesso 1918 la Germania, ancora in quel momento vincitore, aveva firmato una pace da vincitore con la Russia bolscevica a Brest-Litovsk. Insomma, per tutte queste ragioni la Germania non era in condizione di continuare la guerra. È certamente vero che le condizioni sono state particolarmente pesanti, soprattutto sotto il profilo economico. Fu subito creata una commissione che avrebbe cercato di quantificare i danni subiti dalla Francia, subiti in termini di vite umane, ma anche subiti in termini di distruzione. Non dimentichiamo che una parte importante del territorio francese, scusate, una parte importante del territorio francese era stata occupata dai tedeschi per quasi 3/4 del conflitto, quasi l'intero conflitto. Quindi vi erano state distruzioni, vi era stato saccheggio di beni personali e di beni naturali da parte delle truppe occupanti,
E insomma questa commissione stilò un conto che era assolutamente insopportabile sotto il profilo per la Germania. Vi fu qualcuno che se ne accorse, un grande economista inglese mandato allora alla conferenza per la pace in rappresentanza del tesoro britannico, Keynes, cercò di far capire al mondo che una Germania trattata così brutalmente avrebbe naturalmente attraversato fasi non soltanto disastrose per se stessa, ma anche disastrose per tutti quei paesi che avevano avuto rapporti commerciali con la Germania. Non dimentichiamo che la Germania era di gran lunga la più importante potenza economica continentale nella fase che precedette il conflitto. E Keynes, nonostante la sua saggezza e le sue qualità intellettuali, non fu ascoltato. E questo ebbe ripercussioni nella fase successiva e furono certamente uno dei fattori che contribuì al sentimento di rivalsa nella società tedesca e all'avvento di Hitler al potere. Grazie ambasciatore. Sì, dobbiamo tenere presente appunto in estrema sintesi che il trattato che venne firmato il 28 giugno del 19 a Versailles, ovvero il diktat, e diktat non si traduce in italiano con dettato, anche se naturalmente qualcosa lo ricorda, no? Sul profilo proprio lessicale, ma vuol dire il testo imposto, scritto sotto dettatura. Ecco, ciò che firmano i tedeschi a Versailles, obtorto collo, come si dice, no? Il 28 giugno del 19 rappresenta per loro una piaga inguaribile. Si tratterà solo di metodi per guarire, per tentare di superare quella ferita, quel vulnus. Per alcuni anni la Germania cercherà di agire in maniera democratica, tutto sommato forse costretta a farlo, la Repubblica di Weimar e quant'altro, e poi purtroppo il clima si irrigidirà. Ma proprio su questo io vorrei ancora chiedere il prezioso intervento dell'ambasciatore. Lo accennavo io, ma in maniera assolutamente ovvia, soltanto enunciativa, nella mia breve introduzione. La prima guerra mondiale apre il terreno a tre grandi modelli di Stato autoritario. Ho problemi ad accettare per lui il concetto di democrazia popolare, sì certo viene normalmente, ma insomma francamente. Ecco. Quindi il modello sovietico, che lei ha già tra l'altro accennato, ma attenzione, si apre la porta a una soluzione autoritaria anche per l'Italia in tempi piuttosto brevi e tempi necessariamente più lunghi, perché la Germania è in qualche maniera con le mani legate, ma poi arriva e sarà terribile anche per la Germania. Ecco, ambasciatore, la prego, ci dica come vede lei questo aprire proprio la porta, la via alle dittature del Novecento. Grazie. Credo che occorre ricordare anzitutto che nella fase che precedette la Grande Guerra, all'inizio della Grande Guerra, si era progressivamente diffusa, e non soltanto in Europa, la convinzione che occorresse rifare le società contemporanee. Vi era stato un grande sviluppo economico, ma il grande sviluppo economico era stato accompagnato dalla nascita di una classe proletaria che molto spesso aveva pagato il prezzo della prima industrializzazione, un prezzo piuttosto caro sotto il profilo umano. Quindi ci si aspettava la rivoluzione e la guerra fu percepita da qualcuno, e vi dirò subito da chi, come un'occasione per avvicinare, per accorciare i tempi che separavano il mondo dalla rivoluzione che lo avrebbe rifatto sotto il profilo sociale. Queste due persone erano Lenin e Mussolini. È abbastanza straordinario per ragioni non esattamente uguali. Lenin era convinto che la guerra bisognava farla, bisognava che la guerra ci fosse. Naturalmente lui non l'avrebbe fatto, ma bisognava che la guerra ci fosse, ed era quindi contrario a tutti quei partiti socialisti che si erano schierati contro il conflitto in nome della pace perpetua. E infatti
rientrò, come sappiamo, con l'aiuto dei tedeschi a Pietrogrado nell'aprile del 1917 e da quel momento comincia la fase che si conclude con la rivoluzione d'ottobre o piuttosto di novembre a seconda del calendario utilizzato. Per Mussolini il problema era in parte lo stesso, anche lui era convinto che la guerra la si dovesse fare per ragioni nazionalistiche o per ragioni socialistiche. Per la verità lui in quel momento era un socialista e per di più era anche il direttore del principale giornale del Partito Socialista, vale a dire dell'Avanti. Quindi il suo discorso poteva essere parallelo per molti aspetti a quello di Lenin. Non fu parallela invece il percorso successivo. Mentre Lenin cercava di costruire lo Stato bolscevico, lui fu, come dire, attratto da una visione nazionalistica dell'Italia futura, con una vena socialista che poi cercherò in qualche modo di ripescare alla fine della sua carriera politica. Ma non dimentichiamo, qui ricordo ancora una cosa detta dal professor Meyer all'inizio della conversazione, che quando Mussolini andò al Quirinale, oggi 28 ottobre, disse al re: vi porto l'Italia di Vittorio Veneto, vi porto l'Italia delle trincee. Quindi le trincee avevano creato un nazionalismo combattivo e rivoluzionario che è quello che poi diventerà effettivamente il Partito Nazionale Fascista, il quale tra l'altro non si chiamava originalmente Partito Nazionale Fascista, si chiamò Partito Nazionale Fascista soltanto quando si fuse con il Partito Nazionalista di Luigi Federzoni. Quindi questo percorso è alquanto diverso. Detto questo, poi pare che Lenin provasse per Mussolini una sorta di simpatia, forse per il suo carattere energico, per la sua capacità di affrontare problemi con lo stesso stile in qualche modo di cui lui stesso stava dando prova, e soprattutto perché non credeva nelle qualità rivoluzionarie dei leader del Partito Socialista di allora, nemmeno in quelle dei massimalisti che poi in parte finiranno per confluire nel Partito Comunista Italiano. E a un certo punto disse, forse a Bordiga, forse a Bombacci: se non la fa Mussolini la rivoluzione da voi non la fa nessuno. E allora ci fu un equivoco di cui noi abbiamo fatto le spese, perché abbiamo finito per credere rivoluzione quella che rivoluzione non era, se non per una serie di riforme. Ecco, credo che questo sia. Detto questo, la rivoluzione bolscevica ha indubbiamente cambiato la storia del dopoguerra. Forse noi non ricordiamo sufficientemente che tentativi rivoluzionari di stampo bolscevico in Europa dopo la fine della Grande Guerra ce ne furono più di uno. Ci fu una rivoluzione dei consigli, vale a dire dei soviet, a Monaco di Baviera, ce ne fu una a Budapest che durò un po' di più, e poi ci furono molti rivoluzionari a Vienna, un po' più in là, non troppo lontano, e il biennio rosso, vera e propria guerra civile italiana per molti aspetti, aveva una sua componente bolscevizzante all'interno. Quindi i francesi se la cavarono abbastanza bene, forse perché la Repubblica francese aveva radici migliori, ma anche la Francia aveva un partito comunista e finì per avere un partito comunista importante. Credo che della rivoluzione bolscevica si può continuare a parlare a lungo. Ho dimenticato di dire tra l'altro che dopo la fine della prima guerra mondiale la Germania ebbe una guerra civile fra spartachisti e il Partito Socialdemocratico che durò pressoché un anno, quasi tutto il 1919, e che tentativi del genere furono fatti altrove, anche nei paesi dell'Europa orientale. Grazie ambasciatore.
Vorrei chiederle a questo punto, la seconda guerra mondiale, non diciamo credo noi qui nulla di innovativo, però può magari alla persona non addetta ai lavori destare qualche perplessità di comprensione, viene in qualche modo definita il secondo capitolo della prima, ovvero la resa dei conti della prima, vicende lasciate non risolte o peggio ferite dolorose create che vengono in qualche maniera cioè non vengono sanate, nel senso che anzi andrà ancora peggio ai tedeschi, però hanno la volontà di volerle modificare. Ecco, io la prego ambasciatore, perché può essere concettualmente non così facile e scontato, può chiarire per il nostro pubblico qual è questo nesso intimo, direi, proprio fra le due guerre mondiali, tale da non poterle vedere separatamente l'una dall'altra? Naturalmente ci fu il desiderio tedesco di riscattare la sconfitta e la Germania poté raccogliere consensi importanti, il Partito Nazionalsocialista, proprio perché vi era molto diffuso il sentimento di una sconfitta immeritata. Nel caso dell'Italia questo sentimento non avrebbe dovuto esserci. Dopotutto l'Italia aveva vinto la guerra e ottenuto alcuni territori che rappresentavano tra l'altro il completamento della sua unità. Perché la Germania avesse qualche conto da regolare possiamo capirlo, è più difficile capire perché l'Italia ritenesse di avere qualche conto da regolare. Ma qui fa la sua apparizione un'altra ideologia che noi oggi abbiamo dimenticato perché è un'ideologia certamente fallita e per di più ci appare oggi disgustosa anche quando non appariva disgustosa allora. Cioè che le democrazie fossero decadenti, e questo ve l'ho detto, era un sentimento diffuso già nella società borghesi prima della Grande Guerra, ma che le democrazie fossero certamente decadenti e che il concetto di lotta di classe fra la classe dei ricchi e la classe dei poveri dovesse essere trasferita sul piano internazionale in una lotta di stati, fra stati poveri o maltrattati dalla storia e stati invece che dalla storia avevano tratto potenza e ricchezza. Questo era non tanto il concetto di Hitler quanto il concetto di Mussolini. Hitler aveva un'altra ideologia a cui l'Italia aderì esattamente nel 1938, quindi stiamo parlando continuamente di compleanni e di cattivi compleanni, il concetto delle razze superiori. Era un concetto positivista che in qualche modo si era diffuso nell'Europa dell'Ottocento grazie ad alcuni scienziati che forse molto scienziati non erano, ma l'idea che vi fossero non soltanto delle razze, ma che alcune di queste razze per la loro purezza, per le loro particolari caratteristiche avessero non soltanto fossero soltanto migliori delle altre, ma avessero anche il diritto di governare di più, di essere più autorevoli, più potenti. Queste due ideologie che adesso ci sembrano entrambe piuttosto poco credibili, e lo erano in quel momento. E credo che bisogna anche fare i conti con il modo con cui la gente pensava allora, anche se la cosa ci appare abbastanza assurda. C'è stato un momento in cui si credeva, c'era anche il concetto dell'eugenetica che si era diffuso nei paesi scandinavi, tra l'altro, insomma c'era questa parascienza, questa pseudoscienza che si era diffusa e aveva cominciato a giustificare o rappresentare un puntello, per così dire, di ambizioni territoriali, ambizioni imperiali. Adesso per fortuna non funziona più, ma non sono sicuro che possa durare a lungo lo scetticismo verso quelle pseudoscienze, perché di pseudoscienze comincio a vedere la circolazione sempre più frequentemente in questi giorni. Grazie ambasciatore, splendida contestualizzazione del clima
in cui si è passati dalla prima alla seconda guerra mondiale. Teniamo presente che comunque il monito dell'orrore della prima doveva essere stato comunque forte, ma chiaramente il forte revanchismo di chi ne aveva motivo, i tedeschi, quello francamente meno comprensibile, come diceva lei, ecco, ad esempio degli italiani, no? Mi veniva in mente la politica cosiddetta enunciata da Dino Grandi del peso determinante, l'Italia che può far vincere gli sconfitti del 18 se sta con loro, oppure far vincere i vincitori del 18 se si mette dalla parte loro della bilancia, ecco. Queste teorie scientifiche o pseudoscientifiche, come naturalmente venivano dette, che portano a una tragedia ancora più immane, perché teniamo presente che ad esempio la prima guerra mondiale nella grande sostanza ha abbastanza risparmiato le società civili, abbastanza, nel senso che non esistevano mezzi di distruzione di massa ancora in grado di colpire a grande distanza dalle linee di combattimento. Riusciremo a far di meglio nella seconda, dove sappiamo che la distruzione organizzata e pianificata anche delle società, delle popolazioni civili sarà utilizzata su vasta scala. Con la sconfitta, questa volta definitiva, viene da dire, della Germania nel 1945, insieme alla Germania del militarismo giapponese, l'Italia era già almeno in una certa misura sconfitta nel 1943, anche se poi sappiamo che ci sono tutti ben altri sviluppi fino al 1945. In teoria l'Europa dovrebbe era da ritenersi stabilizzata. Devo dire, certo compiacimento, che la Germania del dopo 1945 non ha più dato dei segnali gravi di ripresa, di insoddisfazioni da ripianare, almeno in maniera patologica. Tuttavia, e questa è la domanda, è l'ultimo spunto che offrirei all'ambasciatore, se lui naturalmente è d'accordo, perché ci dicevano gli organizzatori che credo sia corretto nello spirito che anche voi facciate delle domande e che quindi ci sia un contributo del pubblico. Ambasciatore, sulla base di queste due tragedie della prima metà del Novecento, sulla base del processo faticoso di unificazione dell'Europa, preferisco unificazione che non integrazione, che è giuridicamente un po' troppo impegnativo secondo me, ma non entro nel merito. Ecco, oggigiorno possiamo in qualche modo ritenerci immuni dal ripetersi, da riprendere di esperienze così drammatiche? No, non siamo certamente al riparo. E in questi giorni, in questi mesi, continuiamo a interrogarci sulle ragioni per cui abbiamo qualche buon motivo di essere preoccupati. Io temo di dover allargare il discorso a ciò che sta accadendo e è accaduto nel corso degli ultimi mesi altrove. Gli Stati Uniti hanno un presidente che si chiama Donald Trump, il quale sembra avere deciso, per realizzare pienamente le ambizioni imperiali che pure esistono degli Stati Uniti d'America, sembra avere deciso di smantellare tutto ciò che era stato creato nel corso del secondo dopoguerra per assicurare, come dire, il dialogo fra le potenze, la solidarietà, la societarizzazione della società internazionale. La società delle nazioni nasce alla fine della prima guerra mondiale, ma naturalmente è l'ONU che ha maggiormente lavorato in questo senso nel corso di questi anni. I trattati che sono stati firmati per evitare le provocazioni reciproche, gli accordi multilaterali con cui in qualche modo si è deciso di lavorare insieme per finalità umanitarie, il trattato sul clima per esempio, o altri trattati sull'Artico o i trattati sullo spazio, eccetera. Tutto questo che noi abbiamo costruito nel corso di questi ultimi decenni per rendere il mondo più vivibile, più pacifico, il dialogo più frequente e più fruttuoso, viene distrutto sistematicamente da Donald Trump. Perché? Ma
naturalmente bisognerebbe entrare nella psicologia e noi non di questo vogliamo oggi parlare, ma c'è la profonda convinzione che se gli Stati Uniti sono liberi da questi laccioli che in qualche modo gli stringono alle mani e alle gambe, potranno realizzare meglio le loro ambizioni e rendere l'America più grande ancora, che è il motto, come sapete, di Donald Trump. È una ideologia nativista, nazionalista, fortemente egoista, che però sembra trovare in questo momento nella società americana una certa rispondenza. Sappiamo che Donald Trump non è stato eletto dal voto popolare, è stato eletto dal Collegio degli Stati, ma non dimenticate che il Collegio degli Stati è indubbiamente più importante del voto popolare, perché nei paesi federati come gli Stati Uniti, ma anche la Svizzera, se gli Stati non sono d'accordo scoppia la guerra civile, come è scoppiata in passato. Quindi è pur sempre democraticamente legittima la collocazione di Trump nella politica nazionale. E quindi lui ha un seguito che è disposto certamente a votare nuovamente per lui. Non sarei sorpreso se non avesse diritto a un secondo mandato. Insomma, il mondo sta diventando molto diverso, perché se gli Stati Uniti, che bene o male, grazie alle loro dimensioni, grazie al loro ruolo in alcuni momenti storici e agli stessi punti di Wilson, avevano in qualche modo esercitato un ruolo propulsore verso i grandi dialoghi internazionali e la collaborazione internazionale, sono governati da un uomo come Trump, credo che possiamo davvero aspettarci il peggio. Anche perché molte delle cose che noi abbiamo fatto dopo la fine della guerra fredda non rispondevano necessariamente a questa esigenza di pace. Io penso che l'allargamento della NATO ad alcuni paesi dell'Europa centro-orientale non poteva che essere interpretata come un atto ostile dalla Russia di Putin, e a questo punto è diventata una provocazione a cui si risponde inevitabilmente con delle provocazioni. Quindi il mondo è meno sicuro, certamente. Non è detto che siamo sulla soglia di un conflitto, no, questo è vero, ma se qualcosa ci salva dal conflitto, grazie al cielo, è l'arma nucleare. Lo so che l'arma nucleare è stata considerata, giustamente, sotto il profilo morale come una potenziale minaccia. Eppure, se mi guardo indietro agli anni della guerra fredda, constato che se vi è stata pace, quella pace fu dovuta al timore reciproco della distruzione e alla convinzione che l'uso dell'arma nucleare da parte dell'uno avrebbe comportato immediatamente l'uso della risposta nucleare da parte dell'altro. Se siamo riusciti a controllarci allora, spero che ci controlleremo anche in futuro, ma in un mondo in cui la maggiore potenza mondiale sta smantellando sistematicamente tutti gli strumenti di dialogo e di contatto, qualche preoccupazione mi sembra legittima. Grazie ambasciatore, e ora chiediamo a voi un vostro contributo, se qualcuno lo desidera, approfittando della nostra situazione. Stefano, un microfono al dottor Pilotto, che vedo che tra l'altro l'ambasciatore conosce. Buongiorno, grazie a tutti e due per la interessantissima conferenza di oggi. Volevo riportare il discorso sulla Grande Guerra e fare una domanda all'ambasciatore Romano. Suo padre scrisse un libro bellissimo sui ragazzi di Caporetto. Volevo che lei illustrasse davanti a un pubblico di Gorizia, una città che venne conquistata dalle truppe italiane con molta fatica nell'agosto del 1916 e poi venne perduta dopo la campagna di Caporetto nel 17, fino poi alla
vittoriosa campagna del 18, Vittorio Veneto. Quell'anno terribile per l'Italia, dall'ottobre del 17 all'ottobre del 18, in cui le sorti del conflitto mutarono per noi magicamente, miracolosamente. Qual è la sua valutazione di questo anno di storia italiana qui davanti al pubblico di Gorizia? Caporetto fu una straordinaria lezione di strategia militare. Perdemmo quella battaglia molto probabilmente perché la disposizione delle truppe era sbagliata, troppe truppe in un luogo troppo piccolo, e quando a un certo punto le forze austriache e tedesche, soprattutto grazie all'apporto di nuovi studi strategici, agirono in modo non convenzionale, con piccole formazioni che colpivano e potevano ritirarsi con grande rapidità ma ritornare immediatamente sul campo, noi di gran lunga superiori in termini umani ci trovammo alle prese con una massa di uomini che non potevamo più controllare. Quella fu la ragione della sconfitta. Naturalmente il numero dei prigionieri fu altissimo, cominciò, come inevitabilmente accade nelle democrazie, una specie di scaricabarile, vale a dire accuse reciproche. Cadorna commise l'errore di attribuire la sconfitta alla propaganda socialista fra le truppe. Quell'errore finì naturalmente per suscitare l'ira di altri componenti della società italiana, ma tutto sommato quello che conta alla fine è il modo in cui reagimmo, e la reazione fu positiva, fu di orgoglio, fu di dignità, e non bisogna dimenticare che sì, è vero, gli austriaci erano fortemente provati dal blocco continentale, molto stanchi della guerra, molto stanchi del conflitto, quindi nell'ultima fase di Vittorio Veneto non stavano nemmeno combattendo. Però la battaglia fu fatta, e soprattutto il paese dette prova di una straordinaria capacità di ripresa nella fase successiva. Non dappertutto naturalmente, vi furono regioni in cui questo fenomeno fu maggiormente sentito, ma certamente tutta l'Italia settentrionale dette un sostegno e un appoggio che era fondamentale in quel momento per le truppe. Quindi detto questo, poi Caporetto ha sofferto di due mitologie. La mitologia della sconfitta, la parola è diventata sinonimo di sconfitta e viene usata in Italia tutte le volte che noi vogliamo protestare o deplorare certe tradizioni e qualità del carattere italiano, dello Stato italiano. E dall'altro lato invece fu enormemente sopravvalutata. Forse in quel momento era anche comprensibile, ma la sopravvalutazione della vittoria a un certo punto ha finito per renderci schiavi di una mitologia che non corrispondeva alla verità. L'avevamo vinta la guerra, ma l'Italia di Vittorio Veneto e l'Italia delle trincee di Benito Mussolini esistevano molto più nella sua testa che non esistesse nella realtà, e gli italiani lo hanno dimostrato nel 1940 con danno suo e nostro. Quindi mi pare di non poter dire di più su questo. Grazie. Ci sono ulteriori contributi? Prego. Dottor Alessandro Pulot, se c'è un microfono. Grazie. Io andrei a prima della Prima Guerra Mondiale, parlo all'ambasciatore, allo storico Sergio Romano, naturalmente anche al professor Maier. Le trattative con l'Austria dell'Italia per non entrare in guerra, ovvero sia, qui siamo a Gorizia, le trattative riguardavano Gorizia, Trieste, e come mai non hanno avuto effetto e come mai, cioè questo forse nell'ambito anche di un discorso più generale dell'Italia, che
che è sempre lì a voler valutare, cambiare alleanza nella prima guerra mondiale, cambiare alleanza nella seconda guerra mondiale. Ecco, come mai queste trattative alle quali nessuno ha fatto molta luce? Ecco, qualche considerazione su queste trattative, ambasciatore? Grazie. Noi sappiamo effettivamente come andarono le cose. Ci fu effettivamente un momento in cui l'Austria fece delle promesse, prese degli impegni per la concessione del Trentino all'Italia. Devo dire che queste avance fatte dall'Austria furono sempre fatte in modo non del tutto convincente. Vi era fra i tedeschi in Germania soprattutto il desiderio di spingere perché l'Austria fosse generosa e l'Italia restasse quantomeno neutrale. La missione di von Bülow a Roma fu una missione piuttosto intelligente e anche esercitata con grande perizia diplomatica, ma non funzionò. Non funzionò perché per almeno due ragioni. In primo luogo, ripeto, a certe offerte dell'Austria era difficile credere perché c'erano delle sfumature che in qualche modo la rendevano un poco ambigua quella offerta. Ma poi non bisogna dimenticare che era stato aperto un negoziato con gli alleati, era stato firmato un accordo a Londra e questo accordo a Londra offriva delle prospettive infinitamente più allettanti, nessuno, appunto, ripeto, immaginava che la guerra sarebbe durata così tanto e sarebbe stata così sanguinosa, quindi anche quello è importante perché certe decisioni si prendono più a cuor leggero quando si ha l'impressione che durerà 6 mesi come la guerra franco-prussiana e poi ce ne andremo tutti a casa. Le cose non erano così. Poi c'era una parte della società politica italiana che la guerra la voleva e temo che la volesse perché riteneva che potesse essere una precauzione antisocialista, cioè portiamo tutti in guerra, facciamo un po' di patriottismo e a questo punto ci siamo tolti di mezzo la belva rossa che si stava in qualche modo delineando. I governi avevano paura dei socialisti allora. Avevano ancora più paura degli anarchici, ma i socialisti facevano paura, soprattutto i massimalisti. E voglio dire, un evento nazionale che avrebbe riscaldato i cuori, eccetera, fu da qualcuno ritenuto utile per evitare la marea socialista che qualcuno temeva. Ulteriori? Prego, il microfono al signore. Una domanda all'ambasciatore: qual è la sua valutazione sulla situazione politica in Italia e soprattutto nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, Italia, Russia e Italia Europa? Parla di oggi o di ieri? Di oggi. Per la verità non mi è chiaro. Non mi è chiaro. Devo dire che dopo quello che sta accadendo negli Stati Uniti è anche giusto aspettare che si delinei una nuova linea politica americana e cercare di capire in che direzione vadano. Credo che il Paese rimane fortemente legato al rapporto con l'America, troppo a mio avviso, e che in qualche modo vi sarebbero una grande riluttanza se dovessimo in qualche modo modificare il nostro rapporto. Siamo convinti che la NATO ci sia utile, non è la mia tesi, ma posso capire che qualcuno lo ritenga, e quindi mi pare che ci sia. Del resto il problema non è stato mai posto politicamente in questo momento, quindi i partiti non sono stati chiamati a prendere posizioni di questo genere e quindi si tira avanti così.
Per la Russia il problema è un po' diverso per la Russia, perché effettivamente io intravedo sempre nell'Italia un sentimento di simpatia nei confronti della Russia, e devo dire che posso anche capirne le ragioni, prima di tutto perché la storia della nostra crescita economica è in qualche modo legata alla Russia. Francesco Saverio Nitti disse agli inizi del Novecento che c'erano due paesi che stavano crescendo economicamente in modo molto promettente, ed erano l'Italia e la Russia zarista. E noi ricordiamo ancora, molti industriali lo sanno e lo ricordano, che agli inizi del Novecento alcuni brillanti industriali italiani, fra cui Gualino per esempio, ma anche Feltrinelli, avevano cominciato a lavorare con la Russia perché si erano resi conto che lì c'era un mercato. E poi, per quello che è mia esperienza personale, noi abbiamo lavorato bene con l'Unione Sovietica nel corso dei suoi ultimi dell'Unione Sovietica, 30-40 anni. Eravamo presenti all'epoca del primo piano quinquennale, quello di Stalin, con le industrie come RIV, Fiat, molto meno per carità di quanto avesse fatto la Germania, di quanto stava facendo la Germania, ma c'eravamo e tutto sommato eravamo anche contenti del rapporto. Poi dopo con l'inizio del secondo dopoguerra abbiamo avuto un uomo di genio, Enrico Mattei, che a un certo punto si rese conto dell'utilità di un rapporto petrolifero con la Russia e andò a firmare degli accordi negli anni 50, in un'epoca in cui quegli accordi erano visti male dagli Stati Uniti e piuttosto male anche da una parte della politica italiana, ma Mattei aveva certamente ragione. Poi, quando finalmente all'epoca di Khrushchev l'Unione Sovietica cominciò a tenere in considerazione nei suoi piani quinquennali i consumi individuali che fino ad allora erano stati considerati totalmente irrilevanti. Quando si cominciò a parlare di consumi individuali, l'Italia capì che la musica stava cambiando e fu tra i primi paesi, sempre con la Germania in prima linea naturalmente, ad attrezzarsi per dare una risposta a questi nuovi bisogni che si stavano manifestando. E qui il capolavoro fu l'accordo per la creazione di una fabbrica di automobili a Volgograd, la città che poi fu chiamata Togliatti. Negli anni immediatamente successivi sono arrivate le piccole e medie imprese, e queste piccole e medie imprese furono accolte molto bene dai russi, dai sovietici allora, perché con loro si lavorava bene, perché erano scrupolose, perché non facevano propaganda politica in nessun senso, insomma fu un matrimonio abbastanza felice. E quindi quando arrivò Putin, addirittura già con Yeltsin, ma con Putin le cose cominciarono a normalizzarsi, una parte importante dell'economia italiana vide nella Russia un mercato, un grande mercato infinitamente più grande di quello che di quello che era in epoca sovietica, perché c'era il denaro, le materie prime c'erano, le imprese, le banche, le aziende ormai erano apparse anche quelle, e insomma c'era un grande mercato di cui noi sfruttammo. L'intercambio del 2013 è stato totalmente favoloso, miliardi e miliardi, e adesso tutto questo è finito. E tutto questo è finito perché con le sanzioni. Ora, le sanzioni sono, come sappiamo, dovute all'annessione della Crimea e al caso ucraino. A me sembrò sempre che fosse un errore allargare la NATO, perché la NATO è un'alleanza politico-militare fatta per fare la guerra. Ci sono delle alleanze in cui si prendono degli impegni generici di buon accordo, di buona intesa. La NATO non è così, la NATO è un'alleanza per fare la guerra.
c'è un comandante supremo che va all'ufficio tutte le mattine e c'è un consiglio dei ministri della difesa che si riunisce periodicamente e che decide chi è il nemico del giorno dopo. Si fanno delle esercitazioni militari che servono a integrare maggiormente un esercito che deve scattare nel momento in cui la guerra diventa necessaria o desiderabile. Insomma, per tutte queste cose l'allargamento dalla NATO ad altri paesi che per di più appartenevano precedentemente alla sfera di influenza sovietica, russo-sovietica, non poteva non destare preoccupazioni. La NATO è arrivata alle frontiere della Russia e ha attraversato addirittura le frontiere dell'Unione Sovietica, inglobando tra le repubbliche dell'Unione. Scusate. Quindi per tutte queste ragioni ho l'impressione che stiamo perdendo una grande occasione, perché la Russia è uno straordinario mercato e ha bisogno di piccole e medie imprese e quando ci lamentiamo che la Russia sia poco democratica, vorrei vedere altri alle prese con un territorio che è il più esteso del mondo di qualsiasi Stato, forse più grosso della Cina? Credo di sì. Comunque quindi il governo del centro in queste circostanze è una necessità e quindi per tutte queste ragioni ho l'impressione che stiamo perdendo una grande occasione. Si dà il caso che la sta perdendo in particolare quella componente dell'industria italiana che si era meglio attrezzata per lavorare con la Russia. Grazie all'ambasciatore Romano siamo riusciti, direi con una certa naturalezza, a trasformare delle riflessioni doverose sui fatti di 100 anni fa in considerazioni più ampie e credo che possano essere anche ricche di spunti per ulteriori approfondimenti, un po' sui 100 anni di storia che ci hanno preceduti e che ci hanno condotti qui. Io quindi a questo punto con grandissimo piacere ringrazio ancora una volta il nostro illustre ospite, i nostri organizzatori che sappiamo già, li abbiamo già citati prima, e naturalmente tutti voi che avete reso possibile questa, mi permetto di dire, non dovrei dirlo io, ma interessante pausa di approfondimento e di spunto su tematiche che ci toccano comunque tutti da vicino. Buona domenica a tutti e spero una prossima occasione.